Gli auguri a Compleanno speciale nella casa di riposo delle suore francescane a Treviso. Ottavia Tonello ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Attorno a lei le altre ospiti della struttura, i familiari e il sindaco Mario Conte che le ha consegnato una pergamena. Che ha vissuto gioie e dolori in questa città, ha visto la città cambiare, ha visto tanto dolore, ha visto tanta gioia e quindi credo che abbiamo la fortuna di avere un libro di storia vivente. Una vita semplice la sua. Dopo il diploma magistrale è stata assunta come segretaria all'ospedale dove ha lavorato fino alla pensione. Un episodio su tutti l'ha segnata per sempre: il bombardamento del 7 aprile del 44. Sotto le macerie perse tutta la famiglia tranne una sorella che abitava a San Donà di Piave. È morto mio padre e mi hanno distrutto la casa. E quello non è un bel ricordo. Il grande amore è arrivato solo in tarda età, quando ha conosciuto il marito, come racconta la nuora Miranda. È un matrimonio di persone anziane proprio, però sono stati benissimo e hanno vissuto 20 anni veramente felicissimi tra di loro. Insomma, erano una gran bella coppia. Dopo la morte del marito si è trasferita nella casa di riposo dove coltiva la sua passione per le stelle anche attraverso il computer che utilizza senza alcun problema. Se gli si chiede il segreto per arrivare al secolo di vita, lei risponde così: Stare una vita serena, tranquilla, mangiare bene, dormire meglio ancora, non essere cattivi, cercare di essere buoni.